Presentato in questi giorni dal presidente dell'ANAC Francesco Merloni il report del primo quadrimestre 2020, che ha registrato un calo di oltre il 30% sul valore degli appalti. A pesare soprattutto il nord, che ha perso oltre il 50% rispetto all'anno scorso per l'emergenza coronavirus. A causa infatti dell'emergenza, 22.000 procedure di gara per 23 miliardi non sono state ancora perfezionate. L'ANAC segnala l'altissima lievitazione dei prezzi rispetto a quelli prima dell'emergenza sul territorio nazionale ed anche lo scostamento nella qualità e quantità delle forniture richieste. Nel primo quadrimestre, scrive l'ANAC, infatti ha registrato oltre 60.000 procedure di appalti connesse all'emergenza sanitaria per una spesa complessiva di 3 miliardi. Di questi solamente la Sicilia ha speso 45 milioni di euro. La voce più significativa è quella relativa alla fornitura di dispositivi di protezione individuale, che da sola rappresenta quasi il 70% del totale. Mascherine e altri dispositivi come guanti, camici e visiere. L'ANAC ha rilevato nel report più corruzione delle mafie, i cui effetti per il coronavirus sono stati devastanti. Il trend del fenomeno corruttivo delle mafie è dunque in continuo aumento. Le organizzazioni criminali ricorrono sempre più spesso a sistemi di corruzione per raggiungere i loro scopi, approfittando anche dell'emergenza come quella in corso, con effetti devastanti sul sistema economico e sulle imprese sane, già pesantemente colpite dalla crisi. Sono stati utilizzati infatti dei supercommissari e l'affidamento diretto fino a 150.000 euro senza alcuna consultazione delle imprese. Non è togliendo le regole che il sistema funziona meglio, al contrario, le deroghe indiscriminate creano confusione e le imprese non hanno punti di riferimento e si rischia di favorire la corruzione e la paralisi amministrativa.